Buonasera a tutti ragazzi, stasera sarà la penultima volta che vedremo la luna del 2019, quindi diciamo che domani sera poi sarà l'ultima volta, quindi ho voluto fare questo video proprio, è capace che poi domani non lo faccio, allora faccio il video della luna che vedrò nell'ultimo giorno, penultimo giorno del 2019. Quindi una bella luna, ragazzi, quindi una falce in effetti anche con l'ingrandimento si vede abbastanza bene, quindi diciamo se restringo il campo si vede proprio la falce vera e propria, quindi così, eccola qua. Così si vede la falce proprio. Ciao Orto. Ho detto fammi fare il video dell'ultima volta che vedo la luna, è capace che poi domani sera mi dimentico. Ciao Ilva, e ho voluto fare l'ultima volta del 2019. Poi è capace che domani sera mi dimentico oppure sto mangiando, sto facendo. Bravo avvocato, fai sempre che di viaggio spettrale tu. Una camminata normale da se fa, no? Scegli sempre posti molto romantici, avvocato, fatti questo. Mamma mia, poveri ragazzi. Quindi ragazzi, una bella luna, fa fredda la verità. Sì, sì, Avvocatella si fa i giri fantastici alla ricerca di ectoplasma, fantasmi, poltergeist. Diciamo, no, no, a gusto. Fatti questo. Tenne gusto, tenne, no, sì, sì. Sì, sì, no, qua no, fortunatamente non è nuvoloso. Sì, sì, è luna crescente, è mezzaluna, sì, quindi sì, che belle trincee, gli fa la guerra, Avvocatella. Mamma mia, mamma mia. Grazie, mi ha mandato un video che è pazzesco. Ha portato i ragazzi a vedere, che ne so, un cimitero, una cosa così. Giustamente i ragazzi poi l'hanno fatto uno scherzo e l'hanno fatto bene. Quindi si impara a portare i ragazzi in quei posti. Quindi e hanno fatto buono. Ti immagino mia mamma mi diceva venite con me, dove andiamo al cimitero? Ma diceva mamma non stai buono. E scappava, diceva ma vuoi va solo tu. Poveri ragazzi, avvocati li maltratti. È fatta buona da fare, è fatta buona. Così ti impara. Tanti posti che ci stanno in Friuli, un cimitero. Yeah. Poi le devo tradurre, Danny, Andrea. Sì, perché quelli... buon 2020, vabbè, vediamoci l'ultima luna del 2000, anzi, penultima luna, diciamo, del 2019. Poi, sì, sì. Poi diciamo che domani sera non so se poi la faccio la diretta da Luna. Allora fammi guardare questa qua, che è l'ultima, diciamo che forse faccio il video del 2019, poi faccio pure quella del 2020, quindi diciamo che si vede abbastanza bene, solo che fanno sfaccini freddo proprio qua. È pazzesco, ci sta un vento esagerato. Eccolo qua. Adesso l'ho ingrandita un pochino in più. Mira, ma qua fa freddo, Danny, qua si congela veramente. Stanno i ragazzi giù che stanno sparando giù e botti, non so come fanno a sta così questi qua. Stanno giù a buttare cipolle, trick track. Domani sera qua ci sarà, secondo me, la terza guerra mondiale domani. Poi domani sera a mezzanotte faccio la diretta e poi ti faccio vedere, Danny, qua incominciano alle 12 meno un quarto e finiscono se va bene alle 2 o alle 3. Sì, grazie, qua sono partiti, qua fanno la gara a chi spara più forte, pensa un po'. Quindi già domani sera io a mezzanotte scendo e faccio la diretta con i fuochi d'artificio, tanto sparano loro, io non spengo niente, anche perché non mi piacciono i fuochi, quindi non mi sono mai piaciuti, mi piacciono solo quelli là, diciamo, d'artificio. Sì, sì, qua invece no, no, qua proprio ci sei. E poi domani sera faccio il video e vedi. Domani sera ci sarà il coprifuoco, ragazzi. Sì, qua ci sta Irene Grandi che canta a Salerno, no? Diciamo al centro. Sì, sì, tutto bene, Dennis. Quindi domani sera pure a Salerno ci sarà casino con Irene Grandi che canta a mezzanotte qui, diciamo,
in piazza. Però Irene Grande sta bene là, io sto a tavola, quindi poco me ne importa. Diciamo che domani sera fra karaoke e vino, quindi già abbiamo comprato il vino quello dolce, quindi io e mio fratello Enzo. Sì, sì, è pieno già, è pieno di tutti gli alberghi, sono tutti pieni, tutti i posti già è pieno. Con tutto che fa freddo, Salerno è pieno, ragazzi. Sul cellulare mi dà intenso traffico, pensate un poco. Io abito a 4 km. Se voglio arrivare al centro, secondo me ci vogliono, calcolando come ha fatto il navigatore, ci vuole un'ora, cioè per fare 4 km. No, ma pure qua sopra non è che io sto a 4 km da Salerno città proprio, eh. Però qua sono patiti proprio, fanno a chi fa, capire, a chi ha la batteria più forte, a chi ha il trick track più forte, a chi fa la coreografia più bella, capire? È proprio una gara che fanno puntualmente ogni anno. Sono patiti, capire? Sono ragazzi che pure che stanno senza soldi, ma hanno farici, mi rimane. No niente, Alessandro, stavo riprendendo, l'ultima volta ho detto fammi riprendere la luna del 2019 perché è capace che domani sera sto bella a casa diciamo a mangiare, a fare, mi dimentico di fare il video della luna, allora ho detto lo faccio stasera, così ricorderemo la luna del 2019 perché poi domani è capace che non lo faccia. No, fortunatamente qua dove abito io non si sono mai fatti male a livello, i ragazzi del quartiere stanno accorti. Quindi ringraziando Dio non si è mai fatto male nessuno. Ciao Eufrasia. Quindi diciamo che qui è andata sempre bene. Poi si viene a sapere sui giornali a Napoli e altre parti d'Italia che chi si è saltato la mano, chi si è fatto male a qua. Ciao Olivia, buona serata. Quindi diciamo che a finale sempre qualcuno si fa male domani sera, quindi diciamo che è così. Il tempo ragazzi qua sì, sì, fa freddissimo la verità, a parte che il vento pure qua. Io non so la gente come farà domani a stare a sentire Irene Grandi con tutto il rispetto della cantante, ma io non congelerei a stare lì 3 ore fermo poi. Poi un'altra cosa che i cani sbandano malamente quando i gatti pure, quando i botti ci sono, lo so, perché quando avevo il cane era così, quando sparavano si metteva proprio paura. Quindi pure gli animali ne soffrono al finale, lo so perché avevo il cane e quando era vigilia di Capodanno era proprio un tormento, si andava a nascondere sotto al letto. Quindi lo so benissimamente, quindi penso che tutti gli animali proprio soffrono su sta cosa. Però purtroppo la gente non se ne importa proprio, quindi non se ne importano e quindi domani sera qua, perlomeno qua a Salerno, fanno la gara qua. È come a Napoli è lo stesso, a Napoli proprio, se vai a Napoli, secondo me finiscono alle 3, alle 4 del mattino. No, ma pure io sto a casa al finale, scendo, se scendo, scendo per fare la diretta per far vedere i fuochi, quindi non è che sparo io, al finale io non ho comprato neanche nulla, zero, perché non mi piacciono, quindi sì, sì, faccio solo una diretta per far vedere i botti che poi ti giuro senti la terra a terra che ti trema addirittura, sì. L'anno scorso ho fatto una diretta, quando sparavano queste forti botti sentivi la terra sotto i piedi che si muoveva. Ciao Samuel, non ti preoccupare, domani faccio la diretta proprio, quindi verso le 13, quindi ci diamo gli auguri tutti quanti per Capodanno, diciamo, quindi domani faccio una diretta in prima persona, diciamo, ma ci fa la barba però. Quindi ci daremo gli auguri domani, quindi faccio una diretta proprio per gli auguri di solo, prima di andarmi a scassare, capì? No, vabbè, comunque la faccio verso l'una, ragazzi, quindi lo dico già adesso, quindi verso le 13 faccio tanti auguri e mi trovate a me, invece questo, diciamo, dello spettacolo, del computer oppure della cosa. Quindi le faccio in prima persona proprio, quindi poi semmai faccio qualche diretta da casa per far vedere che stiamo combinando. Quindi se ci sta la musica, già fu karaoke rimane a sé.
Alessandro, avvocato, un saluto da Alessandro. Mamma mia, io fa proprio freddo, però qua. Stasera deve essere, c'è una cosa capra qua. Pare che stiamo un po' lo sud. Stiamo un po' alla nord. Quando mi stanno i pinguini in mezzo a me. Proprio, e aria ragazzi, proprio di neve, proprio. Mamma mia. Io non so al nord come fanno, se sono abituati forse, sai. Non so, avvocato, non so come fai a sto Friuli Venezia Giulia, tu apri, da chi sta in Trentino, Alto Adige, Milano. Si ti ferma, boh. Io qua mi lamento, figuriamoci i ragazzi che stanno a lo scaldasogno, mi sto in 2 ore e 24 ore sto. Bravo, Alessandro, qua si è congelato tutto. Mannaggia la miseria, veramente. Certe volte guarda quando stavo in Norvegia, Finlandia, dico, ma come fanno a sti casi qua sta gente? Facevi. Cioè sono abituato proprio a gente. Però là le case sono molto calde. Però quando stai in mezzo a vi. Quando stai in mezzo a vi si congela. Livia, domani sera ti faccio vedere la diretta, ti metti paura. Domani la terra sotto i piedi. L'anno scorso sentivo che come si muoveva la terra per terra. Pensa un poco come erano forti i botti. Quindi domani sera a mezzanotte faccio un'altra diretta e ti faccio. Sì, è già visto, lo so, ho visto già adesso, io ho visto poi arriva la neve pure a Salerno forse. Non lo voglio dire, però il 6-7 arriva un'ondata proprio di neve. Già l'ho vista, però giustamente non posso fare una previsione già. Allora, Livia, domani all'una al pomeriggio, alle 13, faccio gli auguri io personalmente. Poi a mezzanotte faccio la diretta per i fuochi, quindi queste 2 dirette qua proprio direttamente. Una la faccio per gli auguri, quindi all'una, alle 13. Allora, quella là per gli auguri a casa. Poi quella lì scendo in strada e vado a fare la registrazione dei ragazzi che sparano i botti, quindi scendo a mezzanotte. E ti scidi, avvocato, e dormo a mezzanotte, ma non ti devi dare gli auguri, che sì, via, sì. Dormo a mezzanotte. Ho capito che tiene 70 anni, però. Ah, dove ci sarà la neve? Ma a sud Italia, in effetti, Andrea, quindi Campania, Calabria, Sicilia. L'ho visto già così, una cosa approssimativa, eh. Però giustamente ci mancano parecchi giorni, quindi. Però già ho visto che ci sarà. Sì, sì, l'ho detto io dove si sarà. Ciao Olivia, sarà in Calabria, Campania, diciamo il centro-sud a finale, non al nord. Se è una cosa strana, ma è così a finale. Anche se poi dopo, diciamo, arriverà pure al nord, però sulle montagne però. Invece qua, invece 6, 7, 8 gennaio arriva proprio al sud Italia proprio, quindi Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. Farà proprio un centro-sud proprio. Però ci mancano parecchi giorni, quindi è meglio, può cambiare tutto da un momento all'altro, quindi è meglio non sbilanciarsi più di tanto. Diciamo che le correnti se rimangono così sarà così, poi può capitare che cambi, capì? Allora è meglio, anche se tutti quanti dicono che sarà così, però aspettiamo. Vabbè ragazzi, sì sì, dicono così, però è meglio aspettare perché ci mancano comunque ci mancano ancora parecchi giorni, posso. Oh, Alessandro. Sì, lo so, ma io stamattina ho visto a Bolzano, stavano gli stessi gradi che stavano qua a Salerno, ho detto pazzesco, io a Bolzano mi aspettavo, so, tipo meno 3, meno 4, ma invece è cambiata, il nord è andato a sud e il sud è andato a nord. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, fa freddo tra la serinte perché qua non si può stare. Un saluto da tutti e ci sentiamo dopo sul canale. Ciao a tutti ragazzi, a dopo, quindi fa freddo assai. Sì, sì, Andrea, ciao Alessà, ciao avvocato, mi raccomando, fate una camminata buona la prossima volta, niente cimitero. Ciao Samuel, se ne guaglione poi fanno buono che ti fanno uno scherzo.
Ciao, grazie, ciao Andrea, ciao Rosario, ciao a tutti ragazzi, a dopo.